noi certo. in Sardegna in generale, anche in città, spesso e volentieri facciamo tanti bei progetti, quando discutiamo la gente la prima cosa che ci dice sì, bellissimo, però non si può fare, poi non funziona. Allora, a partire da un quartiere che comunque ha una perimetrazione chiara, non necessita in questo momento di grandi risorse, consente di sperimentare la pratica. Io credo che possa avere un valore poi fortemente simbolico far vedere. Possiamo partire domani e dopodomani possiamo dire questi sono i risultati. Io credo ad una valutazione ex post dei risultati che ci consenta di dire con chiarezza, badate, Castello l'abbiamo fatto e ha generato tot nuova impresa, tot posti di lavoro, il quartiere è rivitalizzato. A quel punto chi ci ostacola nel estendere questa perimetrazione è un modello da affermare nell'immediato e che fa bene nel medio termine, perché poi può essere replicato, perché a quel punto io immagino anche ci sarà una questione che riguarda per esempio le zone interne che hanno intrapreso giustamente, dico io, una battaglia rispetto all'impostazione del nuovo assetto degli enti locali. Potrebbero insorgere immediatamente e dire ma come, vi siete portati a casa la città metropolitana, vi siete portati a casa le risorse, oggi ci lasciate ulteriormente isolati. Non è così, bisogna far capire anche che stiamo lavorando su piani che sono completamente differenti. Cagliari vuole e deve essere, a mio avviso, capitale della Sardegna, ma capitale di una regione tutta viva, che guarda al territorio e ha un interesse specifico che dietro alle sue spalle ci sia una nazione viva, non il deserto. Quindi questo modello, che è un modello sperimentale, lo facciamo qui perché è il più facilmente attivabile nel brevissimo tempo. Sì, poi c'è anche da dire questo, che bisogna anche uscire dal nostro isolamento spirituale, perché in Sardegna, ma chi lo sa che c'è la zona franca urbana del Sulcis? Non lo sa nessuno, non lo sa nessuno, che siano stati messi a correre 124 milioni di euro e 4.000 aziende hanno già preso i soldi o stanno già... Non lo sa nessuno, che in Italia, nella penisola, ci siano ormai 30-40 zone franche urbane e che sta diventando uno strumento normale. Non lo sa nessuno, che Palermo abbia 2 zone franche urbane, una sul mare e una in un grande quartiere tipo Santel Brancaccio, altro che Sant'Elia, no? Non lo sa nessuno, che la regione Sicilia ci ha messo pacchi di soldi, non lo sa nessuno, eppure è tutto in internet. Se guardate in internet, nel sito del Ministero Dello sviluppo economico, sì, questa è una Ministero, cosa. nella documentazione io ho messo anche tutti i link per andare a guardare, ci sono dei GIS fantastici. Qui in Sicilia tu lo apri, vai in tutte le città e c'è tutto, sono avanzatissimi, noi siamo all'età della pietra, all'età della pietra. Come partito lo facciamo, oggi depositiamo in Consiglio regionale, lunedì depositeremo in Consiglio comunale a Cagliari, in maniera tale che comunque si iscriva nell'agenda del dibattito politico.